È tornato a trovarci Raffaele Padrone, rappresentante del sindacato FSP Polizia. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a Tania. Senta, volevo chiederle la situazione, insomma, questa situazione di crisi internazionale, che ricadute ha anche sulla polizia italiana? Siete allertati, immagino? Ma Perché comunque voglio sì, dire, sono noi previsti abbiamo, arrivi. chiaramente noi non siamo la quarta forza armata, quindi nell'eventualità di un conflitto non avremo impiego direttamente in campo di battaglia, se questa è la parola da poter utilizzare. È chiaro che invece tutto il contorno, tutto il territorio italiano, tutti i siti sensibili, tutte le attività che in questi giorni stanno presentandosi sulle piazze, dalle manifestazioni pacifiche, chiaramente in questo caso, da tutte le attività che si svolgono comunque nel territorio italiano, sono in mano alla Polizia di Stato, oltre che chiaramente ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Però dalla domanda specifica appunto le spiegavo che nell'eventualità di quello che nessuno si augura, di un conflitto, la Polizia di Stato dovrà solo interessarsi come da disposizioni del territorio, ripeto, italiano e dei confini italiani. È chiaro che noi abbiamo a pochi chilometri da qua, a una decina di chilometri, abbiamo un sito importantissimo. È da lì che cominciamo la nostra attività, soprattutto nella provincia di Pordenone, dove abbiamo già fatto giungere dei reparti. alla base USAF di esatto, quindi un sito sensibilissimo per l'attenzione, per la grandezza e l'importanza europea che ha questa base di Aviano. E come stavo dicendo, sono già arrivati dei gruppi speciali di antiterrorismo che stanno chiaramente della Polizia di Stato, chiaramente, che stanno girando attorno alla base, stanno controllando questi punti sensibili, e anche la cittadina di Aviano, perché se lei si ricorda, ci riporta indietro di tanti anni, quando nella Bosnia ci furono ingressi di persone che arrivavano da quell'attività, da quei confini, e chiaramente lì avevamo la differenza sostanziale, che lì c'erano proprio chi contrastava la guerra in quel paese, e avevamo anche dei facicorosi, delle persone che erano contrari o favorevoli a questa attività, quindi davanti alla base, se vi ricordate, c'erano delle grosse manifestazioni. Questo non avviene per quanto riguarda l'Ucraina, almeno fino a questo momento. Noi abbiamo da anni ospitalità di persone, famiglie ucraine, che quelle che chiaramente che stanno arrivando vanno a sommarsi ovviamente nel nostro territorio, e sicuramente ci sarà un flusso. Sentivo anche prima il sindaco che ha parlato prima di me, e ci sarà un flusso chiaramente intenso. Questo doveva aggravare, andrà a gravare sicuramente su una questura di Pordenone, su un ufficio interessato, qual è l'ufficio immigrazione, che come sempre mi tocca ricordare, già rosicato da personale che ormai non c'è più all'interno degli uffici, e queste sono attività, ecco, veramente importanti per noi. Quindi un'attività, io mi auguro, però vede, questa situazione, visto che insomma la porta d'accesso all'Italia è il Friuli Venezia Giulia. Sì, però se si ricorda anche un paio di anni fa, quando avevamo proprio il boom della rotta balcanica, venne il ministro, disse che avrebbe mandato degli uomini, avrebbe mandato dei militari, qua non si è visto nessuno. Quindi chi ha fatto forza l'impiego di tutte le 4 province del Friuli Venezia Giulia, che si sono unite come questure per mandare personale ai confini, per fare delle pattuglie miste insieme chiaramente la polizia slovena, ma di persone e di militari neanche l'ombra. Adesso sono state potenziate le questure di Gorizia e di Trieste, come si diceva poco fa, sono state potenziate con del personale che chiaramente sarà sicuramente utilizzato per queste. Io ho visto delle immagini in TV nazionali da dove queste persone stanno entrando,
disgraziati che veramente stanno scappando dalla guerra, e qui vediamo una piccola differenza, me lo permette, mentre da qualche parte vediamo flussi di maschietti con cellulare che sbarcano nelle nostre città, nei nostri confini, nei nostri mari. Qua vediamo solo donne e bambini, perché effettivamente gli uomini stanno combattendo e questo gli fa veramente onore. Speriamo di poter sopportare anche questa battaglia, perché dopo il Covid ci voleva anche questo per il territorio italiano, quindi siamo a posto. Penso che abbiamo provato di tutto e spero che anche questa situazione si risolva diplomaticamente, perché la guerra chiaramente è guerra, e guerra veramente fa male sicuramente a tutti. Speriamo adesso in questi nuovi negoziati delle poche ore. Proprio adesso siamo in ore decisive per le trattative. Esatto. Speriamo bene, incrociamo le dita. Si parlava appunto di questi negoziati che con la Bielorussia in punti segreti sono tornati, sembra, a casa per decidere, per vedere se a entrambi, sia Russia e Ucraina, le soluzioni prese diplomaticamente quest'oggi potessero andare bene a entrambi. Speriamo veramente, perché anche l'economia, se si dovesse fermare come si sta fermando in Russia, si fermerebbe non dico in tutto il mondo, ma sicuramente in tutta Europa. Grazie. Grazie a Raffaele Padrone, FSP Polizia. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Nuove nomine tra il personale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, presentati oggi nella sala riunioni della sede pordenonese, i neodirettori del Dipartimento delle Dipendenze Salute Mentale, dell'Oculistica e del Servizio Infermieristico Territoriale. Sentiamoli.